Cari amici, buonasera, e siete qua, ovviamente siamo ospiti del bellissimo comune di Loceri nel cuore dell'Ogliastra in occasione del primo festival degli organetti ricordando l'amico Bruno Lepori scomparso 20 anni fa, e abbiamo qua il maestro Alessandro Apodda di Loceri. Primo festival degli organetti qui in Ogliastra, Alessandro. Buonasera, anzitutto è il festival della fisarmonica, ricordando che la fisarmonica è sia fisarmonica diatonica che fisarmonica cromatica. Abbiamo deciso di ricordare la figura del grande nostro maestro di riferimento che era Bruno Lepori, quindi abbiamo invitato più o meno tutti quanti i fisarmonicisti della Sardegna, quindi chi è voluto venire, chi era libero è passato qui da noi. Come vedete tutti quanti stanno già provando i strumenti, perché tra l'altro abbiamo la fortuna di avere ospite qui a Loceri anche della ditta Coperfisa di Vercelli, una ditta leader di questo strumento che ha portato tutte quante le loro dotazioni. Quindi cercheremo di fare una serata divertente e di stare bene un pochettino tutti quanti assieme. Quindi fra qualche minuto inizieremo ovviamente a sentire gli strumenti dal palco. Quanti organettisti abbiamo questa sera? Abbiamo fisarmonicisti, sono tanti, guarda, sinceramente non ne ho contati, alcuni arrivano, alcuni vanno via, non so quanti saremo parecchi. Abbiamo gli ospiti di eccezione, tra cui c'è Totò Chessa, comunque abbiamo Giampaolo Piredda, c'è Fabrizio Onnis, c'è Mario Puddu, c'è Gigi Secci, lo vedo laggiù, qui ci sono dei ragazzi che vengono da fuori, da cui sinceramente manco li conosco. Lì c'è Franceschino Rudi Tortolì, poi ci sono Davide Coda, c'è Matteo Cucca, c'è Marco Pirodi che è un polistrumentista, fa anche il suo solito, c'è Michele Pirarba e ce ne sono tanti altri che stanno arrivando.